Il comitato, che nasce 4 anni fa, si pone come obiettivo quello dell'inclusione sociale, ossia per evitare che si ripeta, diciamo, quello che è avvenuto nel 59. Noi diciamo che qualsiasi cosa avverrà da oggi in poi all'interno del quartiere deve includere le fasce sociali già esistenti, quindi la prostituzione e la comunità dei senegalesi. Tra l'altro troviamo degli esempi analogi di riuscita di questo tipo di operazione. Uno su tutti sono i Carruggi di Genova, dove oggi le famiglie e le attività commerciali convivono tranquillamente e serenamente con l'attività della prostituzione degli extracomunitari. Il progetto diabolico è quello di continuare a far mantenere la prostituzione in modo che domani che viene deciso di riqualificare il quartiere, sicuramente è molto più semplice mandare via con una retata, spazzare via le prostitute, piuttosto che mandare via nuovamente le persone, come era avvenuto nel 57. Quindi volutamente il quartiere viene mantenuto con quell'identità del quartiere a luci rosse. Contemporaneamente, 20 anni fa, si insedia anche la comunità dei senegalesi. Tra anni 70 e 80 il quartiere di San Berillo diventa uno dei quartieri a luci rosse più importante dell'Europa. Nel frattempo i poteri forti catanesi acquistano le proprietà che erano state, ovviamente, la gente, una volta che arrivano le prostitute, tendono anche quei pochi rimasti tendono a lasciare il quartiere e quindi a vendere gli immobili, anzi a svendere gli immobili. I poteri forti, che erano stati comunque fautori di quel famoso sventramento, acquistano questi palazzi e quindi fanno questo investimento.